Questo è il grafico degli indirizzi scolastici scelti dai ragazzi di terza media in tutta Italia e come lo scorso anno la maggioranza ha scelto il liceo, con il rischio di non trovare lavoro e contemporaneamente di lasciare inevase le richieste normalmente coperte dalle professionali. A segnalarlo la Confartigianato Trevigiana, convinta che una risposta al 40% di disoccupazione giovanile si risolva nelle piccole imprese e con l'apprendistato. Noi abbiamo che il 22%, 25% scusa, delle assunzioni dell'apprendistato vengono attraverso imprese artigiane. I giovani che arrivano nelle nostre imprese non abbiano solo la voglia di lavorare come dipendenti, ma ritrovino quello spirito di intraprendere che è stata la sfida del nostro Veneto di 30-40 anni fa. La volontà è quella di stimolare la filiera con la scuola che forma, l'impresa che professionalizza, fino a creare una nuova leva imprenditoriale. Una sfida non da poco, considerando l'attuale momento economico che vede nella Marca quasi un quarto delle aziende che chiudono in tutto il Veneto. 374 quelle artigiane che hanno chiuso lo scorso anno su un totale di oltre 23.000 dell'intero comparto. Purtroppo che fa il segno negativo sono le imprese, innanzitutto del settore delle costruzioni che è ancora in difficoltà, ma soprattutto quelle imprese che hanno da 2 a 5 dipendenti. Del resto, quelle strutturate hanno dimostrato non solo di reggere alla crisi, ma di affrontare meglio il mercato estero, quello che finora ha garantito fatturato. La provincia di Treviso, ricordo che è la seconda del Veneto e il Veneto è la seconda regione d'Italia per quantità di export. Chiaro che situazioni di chiusura come quelle prospettate dall'America o di embargo come per la Russia penalizzano e non poco anche le nostre piccole imprese, anche se su questo aspetto c'è ottimismo oltre che realismo. Se negli annunci di Trump ce n'è qualcuno di buono ed è quello di diminuire o di togliere l'embargo alla Russia, credo che sarà positivo anche per noi. Di annunci abbiamo visto tante questioni, dopo la fine non so se il Presidente degli Stati Uniti impedirà ai cittadini americani di comprarsi il Prosecco, non credo proprio.